senti che roba. Va bene, allora direi che questo è anche un bello stacco per presentare la prossima band. Signori e signori, sono lieto di avere qui una giovanissima band ancora diciamo in evoluzione, come fosse ancora una nebulosa. Sono formati diciamo da 4 mesi, dico bene, 6 mesi, c'è chi dice 4, c'è chi dice 6, però diciamo l'unica... Mesi però, me l'abbiamo detto anni, mesi. L'unica cosa di sicuro che possiamo dire adesso è il nome di questa band. Accelerator. Che tu lo dici in quel modo lì, io diciamo per fare accelerator sarebbe acceleratore, dico no, è sbagliato, è una traduzione del genere. Va bene, sentiamo a che velocità vanno, sono gli Accelerator qui al Salotto di Mao. Ciao ragazzi. Benvenuti. Questo pezzo qui si chiama Battle Scars. 1, 2, 3. Accelerator. Va bene, non esagerare, alzare un po' che ti abbasso un po' di qua così ti senti di più. Allora, fammi sentire però che quanto è alzata. Ecco. Va bene. Senti che roba, ok, va bene. Questa è una chitarra, diciamo, con l'overdrive, lo diciamo per che tu sei un amante di un genere gospel, no? Ti piace, diciamo, sì, così, no, metal? Anche country. Anche country. Tutta roba tipo... Allora, questa formazione qua, diciamo, degli Accelerator, ho detto da pochi mesi che ecco, hai dei fan, vedi, che ti vengono a salutare, Balta, sono amici tuoi.
Adesso poi ti offriranno da bere. Va bene, allora avete avuto diciamo subito dei fan adesso qui che vi sono venuti a trovare. Sì, ci Speriamo. fa piacere. Senti, allora adesso che siamo partiti in diretta streaming praticamente, Wow, vuoi, visto che magari lei è di New York, Nicole, introduciamo tutti, presentiamo tutti quelli della band. Dalla Puglia Balda, batteria, grande applauso a Balda. Siamo insieme da 2 anni e Balda, vari gruppi, robe. Da Long Island, New York, Oakdale. Is it Oakdale? Nicole Pratt. E alla voce. Dalla Scozia, Wilkie Boy sulla chitarra. Allora Nicole, però lì se qualcuno ti deve ascoltare a New York, che ore sono adesso? Cos'è, mattina lì? No? Sì, più presto. Early morning, no? Oh yes, the morning. Early morning, vediamo se qualcuno magari si sveglia con la Diciamo, vostra musica. Led Zeppelin, qualcuno conosce Led Zeppelin? Dai, qualcuno... Rock and roll, una sveglia. Perché io ho questo problema, io la mattina non mi sveglio mai per andare a scuola, cavolata, però si va ancora a scuola, sì. Quindi una bella cosa di Robert Plant, anche se ci starebbe. Questo qui è Balda, la batteria. Con le mani! Rock and roll.
Accelerator, questa era la vostra interpretazione di Rock and Roll delle Zeppelin, dico bene, Rock and Roll delle Zeppelin. Probabilmente ci stanno anche ascoltando, diciamo, dall'altra parte dell'oceano, qualche amico di Nicole, gli hai detto che sei in streaming, dovrebbero andare a scuola, diciamo, adesso i tuoi amici, però stamattina ancora anno scolastico, diciamo, non è ancora vacanza, no? No, ho finito la scuola. Hai finito la scuola? Ah, tu hai finito, vicino al microfono, Nicole, se no non ti sentiamo. Hai finito la scuola? Sì, e sto balzando l'ultima settimana completa. Ah, ok. Stai saltando l'ultima settimana completamente. Ho capito. Però poi quando tornerai a New York cosa farete? Le prove su Skype? Voi come farete? Oh, non lo so. È da capire. Devo ritornare per le lasagne. Devi ritornare per le lasagne. Per le lasagne, beh, in effetti, diciamo, è una cosa importante. Allora, il prossimo brano invece è un brano vostro, se non sbaglio, no? Sì, come il primo. Che avete scritto, diciamo, in questi mesi così febbrili. Sì, esatto, l'abbiamo scritto quanto tempo fa, Accelerator? 3 mesi. 2 mesi fa. 2 mesi fa, 2 mesi fa. 3 mesi fa più o meno. Si chiama Accelerator come noi. Ah, questo quindi è, diciamo, il brano che dà anche il nome al gruppo, immagino, un brano importante. Sì. Accelerator. Ci sta, parla di auto perché, sapete, ci stanno le auto, quindi... Auto elettriche? Sì, sai quelle coi pedali, no? No, dico auto elettriche, dico te. Elettriche. Esatto, quelle là. Ok, Accelerator. Accelerator, Balta, hai fatto una frenata di quelle su questo pezzo qua, mi sei piaciuto, con l'ultima frenata, il finale, diciamo, boom, mi sei dovuto fermare così. Allora, questo era un brano vostro, io chiedo sempre, aspetta, mi faccio accordare, però è una cosa importante. Vediamo se il là è quello giusto, anzi il mi. Un po' più basso. Adesso prendi il mi dalla moto.
dal rombo. Un po' di chorus ci sta, un po' di chorus ci sta. Allora, io mi cerco sempre di informare sui luoghi, diciamo, delle band. Avete un posto dove vi trovate a suonare, la stanzetta di qualcuno? Rainbow, sala prove. Ah, siete lì ai Docks, quindi allora, in quelle salette dove si può fare tutto il bordello che si vuole, Sì. diciamo, dove senti ogni tanto uscire le fiamme dall'impianto voce. Va bene, e la prossima canzone cos'è? Un'altra vostra pezzo composizione? nostro, sempre sulle auto più o meno. Motorhoming Love. Però per questo qui, non so se ve ne siete accorti, abbiamo un po' di problemi perché Balda non sa tenere il tempo. Quindi abbiamo bisogno della vostra batteria, delle vostre mani. Senti che ti aiuta Balta con la cassa, però tu vacci piano, mi raccomando su questa, vacci piano, va bene. Dai, un po' di più, siete in tanti, dai. Gigi, fai l'applauso. Tutti l'applauso, tutti lì in fondo, lì, non vi sentiamo, dai. Balda, facciamo un bel crescendo.
Grandi, grandi, Wow. Accelerator. Volete ancora sentire una volta questo riff? Con la chitarra acrobatica anche, Con ci la sei piaciuto chitarra. tantissimo, bravissimo. Ancora bisogno di un attimino. Dategli un clap, diciamo, dategli un po' di claps. Clap. Forza l'Italia! Forza l'Italia! Ok, io ho bisogno. Possiamo giocare un po' col pubblico, abbiamo tempo, no? Tanto. Finché si gioca. Finché si gioca va tutto bene. Ok, facciamo una bella cosa. Allora, noi adesso facciamo una cosettina noi, poi io dico hey e poi fate voi hey. Sempre con le mani, dai! Hey! 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 Ehi! Hey! Hey! Questa qui è l'ultima, Quindi forte! E bisogna la vostra forza! Hey! Ehi! Grandi, grandi, Accelerator, grazie mille.